molto coraggio sicuramente, magari anche un po' di incoscienza, però l'amore ti porta ovunque. Questo balsamo ha più di 50 anni. 54 anni per l'esattezza. Ciao ragazzi, a pochi chilometri da Bergamo c'è un piccolo regno degli angeli, perché così si chiama il paese, Carobbio degli Angeli, e perché così si chiama la tenuta, l'azienda che mi ospita, la Tenuta degli Angeli. E oggi sono qui per raccontarvi una storia agrodolce e vi assicuro che non è un gioco di parole. Cominciamo dal vino, il vino che vedete qui, questi Brut, che sono dei campioni nel senso letterale del termine, perché hanno fatto incetta di riconoscimenti e premi di grandissimo livello nazionale e internazionale. Ed è frutto di una passione cominciata qualche decennio fa, quando Pierangelo Testa, il fondatore di questa azienda, intravide nelle colline sovrastanti Carobbio degli Angeli il luogo in cui far ripartire una viticoltura che da queste parti era trascurata. Era un sogno quello che voleva portare avanti, che fu sposato immediatamente dalla moglie Manuela, la quale poi decise di continuare a portare avanti la sua attività, come tra poco sentiremo, coinvolgendo in questo anche i suoi 4 figli. Insomma, quelli che vedete qui sono dei vini che raccontano una storia, un cammino importante, intenso e che fanno capire che questi non sono soltanto prodotti frutto di competenza e di passione, ma anche di una grande tenacia. Perché si chiama Gli Angeli? Perché ci troviamo sulla collina degli Angeli, quindi è una delle più belle colline della Val Calepia, dove il microclima, il terreno ricco di marna calcarea e argilla e la disposizione su terrazzamenti sostenuti da muri a secco garantiscono al vino una qualità unica del suo genere. È stato questo che ha animato suo marito all'epoca? Sì. Mio marito ha scelto proprio questo pezzo di collina perché già ai tempi, nel 1984, quando abbiamo acquistato, voleva produrre un vino di alta qualità. Abbiamo fatto l'estirpo e il reimpianto di tutti i vigneti e abbiamo fatto anche l'analisi del terreno ed è risultato un'analisi adatto per produrre un favoloso metodo classico. Da queste parti, siamo nel pieno della zona della Val Calepio, la viticoltura è sempre stata presente, anche se ovviamente nei decenni scorsi non aveva sicuramente la stessa qualità di oggi. Ma se tornassimo indietro di 40-50 anni, ai tempi in cui Pierangelo e Manuela si imbarcarono in questa avventura e ci immedesimassimo nei loro panni, ci troveremo di fronte a un paesaggio completamente diverso rispetto a quello bello, armonioso, ordinato che vediamo oggi. Qui tutto era ancora lasciato all'incuria, all'abbandono e quindi loro dovettero ricostruire tutto, ricostruire un assetto territoriale, un ambiente e anche una viticoltura che era praticamente stata abbandonata. Quindi tutto quello che vedete oggi è il frutto della loro conquista. Era un terreno abbandonato da tantissimi anni. Già nel 1200 si produceva il famoso vino del prete per la messa, però chiaramente dopo tanti anni è stato abbandonato e quando abbiamo acquistato il parroco di Santo Stefano ci ha detto: ma voi siete proprio dei pionieri, perché veramente era abbandonato. E lì c'è stato proprio un lavoro certosino, con grande passione ha riportato agli antichi splendori questa bellissima collina. Un caro amico mi ha sempre detto che nei posti belli nascono prodotti buoni. È così anche per voi allora, immagino. Sì, in realtà sì, perché qui siamo in un angolo di paradiso e ci sono tutti questi terrazzamenti sostenuti da muri a secco millenari. Diciamo che è un'esposizione sud-sud-est che è ideale per la produzione di un vino di alta qualità. Senta Manuela, lei nasce viticoltrice? No, no, io sono diventata viticoltrice per amore. Sì, perché insieme a mio marito, lui aveva questa grande passione, io l'ho sempre sostenuto e incoraggiato e insieme abbiamo creato questa bellissima azienda. Cosa vuol dire per lei essere qui? Perché immagino che non sia stato semplicissimo ripartire dopo quello che è avvenuto con suo marito.
che è scomparso 21 anni fa, mi Purtroppo, pare, no? sì, e purtroppo sono 21 anni che lui è mancato e chiaramente cioè, avrei potuto vendere tutto e starmene a casa tranquillamente senza problemi, però il senso del dovere e soprattutto l'amore che in tutto quello che noi abbiamo messo e soprattutto in tutto quello che ha messo lui. Veramente ho vissuto tutte le gioie e le sofferenze di questa grande passione e quindi non ho avuto, sarà stato coraggio sicuramente, magari anche un po' di incoscienza, però l'amore ti porta ovunque. E qui dove ci troviamo? Qui ci troviamo nella cantina storica dell'azienda e siamo in una base di una torre medievale Ah, quindi del parliamo 1200. di 1200. Sì. 800 anni fa. Sì, sì. Era giusto mettere del vino speciale in un Sì, luogo questo è il speciale. nostro cavò. E qui teniamo tutte le nostre bottiglie ancora sui lieviti. Quindi c'è l'annata 1988 che è stata la prima annata. Ah, però. E poi 89. queste sono tutte le 89, 90 e via via fino all'ultimo tiraggio che abbiamo fatto. Quindi Vini fatte con quali uve? Chardonnay 100% e sono tutte bottiglie chiaramente ancora sui lieviti dal 1988 quando abbiamo fatto la prima vendemmia e quindi il primo tiraggio. Avete provato ad assaggiarne qualcuna? Come sono? Sono curioso. Allora, abbiamo fatto un po' di tempo fa una verticale dove avevamo invitato giornalisti, enologi e sommelier per vedere un po' l'evoluzione della nostra azienda. Quindi dal 1988 abbiamo assaggiato, sboccato ovviamente, e assaggiato tutti questi tipi di vino ancora sui lieviti. Come erano Presi- quando li avete assaggiati questi vini? Beh, abbiamo valutato perché visto che sono comunque tutti millesimati riserva, quindi sono tante annate, ogni annata ha la sua peculiarità e di conseguenza ci sono poi sui nostri album tutti i giudizi di quegli anni che noi abbiamo. Era buono o no? Fantastico. La cosa bella è che poi anche la sua famiglia adesso E sta seguendo ho questa passione. coinvolto sempre tutti i miei figli e tutti insieme portiamo avanti questa attività e anche l'altra attività che è l'attività storica che ha fondato mio suocero 80 anni fa, che era praticamente nato come produttore di manufatti in cemento. Nel 1958 ebbe la geniale idea di brevettare la botte in cemento per il vino. Lì è stato leader per tantissimi anni in questo settore, ne producevano 7-8 mila botti all'anno e quindi anche mio marito, avendo vissuto cioè, nel mondo del vino in realtà con le botti, ha girato tutte le cantine tramite anche tutti i clienti e soprattutto i nostri rivenditori, si è fatta una grande esperienza in questo mondo. Manuela, che tipi di vino producete? Allora, produciamo principalmente metodo classico, Brut Extra Brut, che sono millesimati riserva, che stanno in presa di spuma per 60 mesi il Brut e 72 mesi l'Extra Brut. Poi abbiamo le uve di Moscato Fior d'Arancio, che vinifichiamo in dolce, in secco e in passito, e il Valcaleppio bianco. Poi e soprattutto anche il moscato di Scanzo, Valcaleppio moscato passito da uva e moscato di Scanzo. Una minima parte, è un piccolo climat dove lì si coltivano queste uve. E poi c'è la chicca, la parte agrodolce, come vi dicevo all'inizio. Dovete sapere che la Tenuta degli Angeli è l'unica acetaia presente in Lombardia. Qui nasce infatti il balsamo degli angeli e anche questa è stata una passione introdotta da Pierangelo e che poi però la sua famiglia ha deciso di continuare a portare avanti. Ed entrare qui dentro vi assicuro che diventa un'occasione importante e un'esperienza forte da vivere condividendo la passione, la competenza di queste persone, ma anche i loro ricordi profondi. Questa è la nostra acetaia che è nata nel 1972 quando mio papà Pierangelo ha deciso di acquistare la sua prima batteria
che ha acquistato da un produttore di botti il legno per le acetaie modenesi e nel tempo ha voluto seguire questa tradizione e negli anni sono state aggiunte batterie fino a un totale di 30 impianti. La più vecchia, quindi ha più di 50 anni, sono 53 anni in particolare, e ha seguito poi la tradizione di intestare ad ogni figlio la batteria alla nascita. Ognuno di noi siamo in 3 sorelle e Francesco è l'unico maschio di famiglia, ha la propria batteria e così viene portata avanti questa bellissima tradizione di famiglia e il balsamo degli angeli matura e invecchia all'interno di questa acetaia. Ma come funziona un'acetaia? Ti faccio vedere, Stefano, lo strumento di affinazione della produzione del nostro balsamo degli angeli è la batteria, che è composta da 6 botticelle di legni diversi e di capacità diverse che sono messe in serie dalla più grande alla più piccola. Ogni botticella è composta da un tipo di legno diverso, quindi abbiamo il rovere, il frassino, il ciliegio, il castagno, il rubigna e il gelso, con porosità di legni diverse e capacità diverse. Una volta all'anno, nel periodo più freddo dell'anno, vengono fatti i cosiddetti rabbocchi del mosto cotto di uve aromatiche che appunto matura e invecchia all'interno di questi barili. Adesso ti faccio vedere, preleviamo per esempio dalla botte di mezzo che all'interno appunto contiene il nostro balsamo degli angeli invecchiato oltre i 20 anni. Quindi questo balsamo quanto ha? Questo ha 20 anni e vedi che già ha acquisito una bella densità, una scorrevole sciropposità e nel tempo appunto questa densità aumenta sempre di più. Poi vedremo la differenza con il balsamico di 50 anni. E adesso qui invece c'è la botte regina, viene definita la botte più vecchia dell'acetaia e la prima che era stata acquistata da mio papà nel 1972. All'interno c'è il nostro balsamo degli angeli che noi definiamo il gusto della storia e taste of history, perché vedete la sciropposità, la densità. E questo è un'esplosione di gusto e di aromi. Quindi questo balsamo ha più di 50 anni? 54 anni per l'esattezza e nel tempo acquisisce questi sentori di prugna, di tamarindo, ha questa complessità che poi ti avvolge il palato e può impreziosire tutti i piatti dagli antipasti ai dolci. Sul gelato al fior di latte, su delle fragole o comunque su delle scaglie di grana padano stagionato è un matrimonio perfetto. Senti Roberta, cosa vuol dire per te entrare qui dentro? Beh, qua entro e mi emoziona ogni volta che entra perché sento, posso dire, l'anima di mio papà, della nostra famiglia. Ed è proprio questo che ancora oggi ci unisce e ci permette di avere la nostra identità che è unica, è l'unica acetaia in Lombardia, ma soprattutto è proprio una questione di famiglia. Pierangelo che parla agli angeli. Esatto, bravo.